Milia vattu satrotta prosadi si sposun sugar kulan ne subisun sugar kulan ne subisun sugar nimbara irambara nimbara kula kota nimbara kula kota su. Bene, e Nidos a Montelerno. Madonna che salitone, oh! Meno male che c'è il cemento. Guarda che roba, va, guarda che posto. Hanno detto per il posto dove voglio andare io, come finisce la salita vai a destra. Qua finisce più la salita però. Sono arrivato al bivio. Allora, se vado dritto qua mi dice su Filucoso, incredibile questa cosa. Se invece vado a destra dice Bilozze e Sa Concedda o Conchedda, perché non so in Sardegna se pronunciano il CH con la C o con la C. Poi io secondo qua dovrei essere quasi arrivato. Che figo comunque, madonna. Io che faccio veramente pochissimo fuori strada con il mio mezzo perché non mi fido. Quando lo fai in condizioni del genere è meraviglioso. C'è pure un laghetto, anzi due forse ce ne dovrebbero essere. Però non è balneabile. C'è il cartello. Ho parcheggiato, guarda addosso, guarda. Questa qui fa parte del cantiere forestale di Pattata, Monte Lago Leandro mi pare, no Leandro no, ma che so, Learno, poi magari se ho sbagliato lo dico. Quando stavo a Siena mi avevano detto di venire qua perché qua dice che è molto bello, ci stanno svariate aree sosta, lì pure c'è sta una cosa se te vuoi fare, là c'è il braciere con i tavolini, qua c'è questo parcheggione enorme, però secondo me ci vengono a fare manovre i camion. E poi c'è un'altra area che sta dentro qui al bosco che fa il barbecue sempre. E poi mi faccio un par di giorni qui, tranquillo, già ho preso le salsicce, c'ho un par di biretti. Sperando che il tempo non si guasti troppo perché so che dovrebbe venire a piovere. Qui c'è stava pure entrare a sosta e lì c'è un bel piacere, però
I tavolini erano di legno, quindi si sono rovinati. Qua ci sono sti laghetti, nessuno è balneabile, però con tutti sti pini che ci stanno sembra, cazzo, manco sembra di stare in Sardegna. Guarda che bello, guarda, che figata, guarda, porco dinci che roba. Questo è l'altro lago. E questo qui è il lago più grosso che c'è secondo me, perché pure quando sto parcheggiato io non è grosso come questo. Madonna. C'è questo ragazzo che ho conosciuto qua in Sardegna, si chiama Luca, pure lui sta su Instagram, però non mi ricordo com'è il canale suo di Instagram, il profilo. E lui mi stava a raccontare che ha fatto un viaggio in Svezia, che dopo un po' dice che la Svezia ti va a noia perché è tutto uguale, no? No, io a Svezia non ci sono mai stato, però magari chissà, presumo una cosa del genere, questi laghetti così, i pini o gli abeti, ma non so quello che ci sarà. Allora lui diceva: Svezia è foresta, 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 lago, foresta, 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 lago. E mo che sto in un contesto del genere mi viene da pensare a lui. Luca, se guarderai mai sto video ti saluto. Bello, bello pure sto posto. Già sto a capire che ci sarà da faticare in bicicletta pure qui, sì. Ho acceso. La salsiccia di tacchino. Poi la faccio due zucchine. E questo qui è pane fine di ozziri, però lo faccio diventare carasau o pistocco. E l'uomo campa. L'unica cosa è che c'è sta il fumo che ti addosso. A me non mi piace l'odore del fumo addosso.
eccellenti, io sono poverello. Queste sono le zucchine. E questo qui è il pane cotto. Scendiamo quasi, belle cotte. Il risultato finale: l'insalata, le zucchine, la salsiccia, il pane. Io mo la rotolo e me lo mangio. Buon appetito. E la campa. Buon pomeriggio. Sono le 2. Stamattina ho fatto il bucato, ho fatto la bella lavanderina. Mi faccio una pedalata, vediamo un po', voglio andare a vedere una cosa, forse di là c'è la vetta del Montelerno, secondo me ci sarebbe una bicicletta perché ci stanno le antenne, però voglio un attimo vedere quello che c'è in zona qua. Mi sarei dovuto fare la vendichella, però dopo avrei quasi buttato la giornata, quasi, però oggi ho fatto un po' di cose. Allora, adesso che sono arrivato qui non mi vorrei sbagliare, ma questo dovrebbe essere un fatidico punto di riferimento. Vediamo se è così, Questa presumo che sia una vedetta antincendio, a meno che qui non registrano il cronometro. Ora io dell'argomento non ne sono molto ferrato perché non lo seguo molto, però mi hanno detto che qui ci passa il campionato mondiale rally. La Sardegna, si sa, è famosa, i rally di Sardegna, una volta ci giravano pure con le moto, ma non lo so se lo fanno ancora, però i rally con le macchine in Sardegna ce n'è. Qui in questa foresta, in questo posto qua a Pattata, a Lerno, ci fanno il mondiale dei rally. E questo qui così è il salto di Miki. Ma io non so assolutamente chi sia Miki, però se tu lo vedi pure su Google c'è Miki's Jump. Io pensavo ci fosse almeno una targhetta, una cosa, però tu pensa che figo,
esci di là, magari ti attraverso con la macchina, vieni qua drizzi, boom, salti e c'hai questo atterraggio qui. Oh, questa è una bella rampa, questa è bella pure da fare moto. Poi c'è proprio che la bicicletta, vediamo. Poi da qui io dovrei andare lassù dove ci stanno qua antenne, che lassù dovrebbe esserci la vetta del Monte Eterno. Certo, manca a dito che il panorama è bello, è da paura. Madonna, qua si fa proprio dura, vediamo se riesco a passare perché mortacci tua. No, l'ultimo pezzo non ce l'ho fatto, rischiavo il crepagore. Sulla roccia c'è pure scritto Monte Eterno, 1094 metri. Ammazza! Calcolando che quella potrebbe essere battata, non lo so. Però poi sono salito un attimino sopra un sasso qua. Vedi che c'è proprio un panorama infinito. Laggiù non riesco a capire che paese è. Peccato che mo si è nuvolato. Però ti rendi conto di quanto spazio c'è qua? Di quanto la Sardegna ha degli spazi aperti infiniti non abitati. Poi vabbè, io perché bene o male ci sono stato, lo riconosco il Sopramonte Toliena, Torgosolo. Laggiù c'è sta sicuramente Gianno Argento, che però fino ad oggi non ci sono mai andato. E poi sì, sicuramente là ci deve stare Siniscola, perché quello è il Monte Baldo sicuro. È incredibile questo posto, quanto è bello. È proprio un bel posto, eh. Camperino mio.